Se lo scorso anno si è chiuso con una preoccupante contrazione dei volumi esportati certificato da un meno 24%, il nuovo anno si è aperto con un incoraggiante più 4,3% in termini di valore e più 8,9% in termini di quantità. Questi numeri si riferiscono al primo trimestre del 2024 con la sottolineatura che l'82% dell'export regionale è legato ai prodotti petroliferi della Saras, che è in fase di trasferimento dalla famiglia Moratti alla multinazionale svizzera Vitol. Ma le buone notizie arrivano dall'agroalimentare regionale e soprattutto dall'olio sardo e dai prodotti enologici di qualità e dal settore caseario, dove il leader il pecorino romano che pur perdendo valore al quintale esportato rispetto al 2023 si conferma per i numeri assolutamente positivi. Nel report di oggi dell'ufficio studi della CNA si pone la domanda più importante: se questa tendenza, calo dei prezzi e aumento delle quantità vendute, sarà confermato anche nei mesi a venire. Rimane come sfondo l'elemento complessivo di criticità legato al fatto che la nostra capacità, la nostra vocazione all'export è davvero molto bassa e qui occorrono appunto anche qui politiche di lungo periodo. Basti pensare che noi al netto degli idrocarburi il settore manifatturiero concorre per il 3,8% e 13% per il resto delle regioni meridionali, non parliamo del centro-nord, e il concorso che dà il manifatturiero al PIL siamo nell'ordine del 5,5%, la metà del contributo che viene dato nelle altre regioni meridionali. Quindi strada da fare ne abbiamo e occorre far crescere la competitività delle nostre imprese, investire molto nei processi aggregativi e soprattutto nelle filiere.